abbiamo un po' commentato il quadro politico a pochi giorni dal voto, insomma, qual è la sua impressione e che panorama e che campagna elettorale è stata fino a questo momento? Cosa si aspetta poi da questo voto? Mi pare che ci sia un momento di grande incertezza politica, una campagna elettorale particolare. Per noi del Partito Democratico è stata molto particolare perché è seguita a un'altra campagna elettorale, anzi a due campagne elettorali, una per le primarie del candidato premier e un'altra per la scelta dei parlamentari, quindi sostanzialmente noi è un periodo molto lungo questo di campagna elettorale per il Partito Democratico per allargare alla partecipazione dei cittadini. Poi è cominciata questa campagna elettorale che è davvero stranissima, che dopo un anno di sacrifici gravosissimi che i cittadini hanno sopportato, devo dire anche con grande spirito di disponibilità per salvare il Paese dal baratro del fallimento, ci siamo visti la possibilità di così tante e varie promesse in questa campagna elettorale. Siamo tornati alle vecchie campagne elettorali della promessa, quasi che il Paese non sia uno snodo cruciale in cui dobbiamo prendere dei tornanti particolarmente ripidi e pesanti che ci porteranno a un lavoro che dovrà durare almeno 10-15 anni per dare prospettive di prosperità e benessere alle future generazioni dentro a un'Europa più unita e solidale di quello che è oggi. E quindi questo promesse fa pensare ai cittadini che in realtà forse scherzavamo quando abbiamo chiesto loro i sacrifici, che forse è già possibile girare pagina immediatamente, che il voto, che possiamo permetterci un primo voto di protesta, di ingovernabilità, di instabilità e poi si penserà a ricostruire. Io invece credo che bisognava in questa campagna elettorale far capire molto di più che l'instabilità politica è l'ultima cosa che ci possiamo permettere. Dovremmo avere davanti a noi l'esempio della Grecia ed evidentemente in questo c'è anche una responsabilità politica di tutte le forze politiche non averlo fatto capire fino in fondo. Forse il più prudente di tutti, e chiudo, è proprio il segretario, il candidato premier Bersani, è quello che promette un po' di meno perché forse è tra quelli che è probabile che avrà questa maggioranza per governare e chi governa da lunedì mattina a martedì mattina deve rendere conto di quello che ha detto in campagna elettorale, chi va all'opposizione no. Onorevole, lei prima giustamente diceva ci sono troppe promesse in questa campagna elettorale, troppe promesse miracolistiche, vinco e domani risolvo tutto. Lei diceva sarà un percorso lungo, invece ci sarà molto da lavorare. Ecco, ma insomma senza fare promesse, cosa bisogna fare, dove secondo lei bisogna agire proprio come priorità, visto anche appunto lo stato del Paese, le difficoltà, lo vediamo anche qui in quella che dicono essere ancora un'oasi felice tutto sommato come la Marca trevigiana rispetto al Teare, ma anche qui insomma la crisi morde e le famiglie sono sempre più in difficoltà. Ecco, dove allora bisogna intervenire? Non è più un'oasi felice, io posso parlare del termometro che ho come amministratore locale, come sindaco. C'è una bomba sociale pronta ad esplodere nel mio comune a Roncade, si sono mai verificati in questo numero e con queste modalità situazioni di famiglie che stanno per perdere il tetto della propria casa, o perché vengono sfrattate o perché non riescono più a pagare il mutuo della prima abitazione che hanno acquistato perché hanno perso il lavoro. Ora, quando cominci a non avere più gli strumenti come amministratore per sapere dove collochi 18 bambini minori fanno parte di queste famiglie, siamo in un comune normale di 14.000 abitanti, moltiplichiamo questo problema, insomma, significa proprio che anche qui da noi l'oasi felice non c'è più. Ecco, da dove cominciare? Ecco, per esempio questo è un tema concreto di campagna elettorale che non ho sentito più di tanto sollevare, quello delle politiche della casa, per esempio, no? Noi veniamo dall'azzeramento dei fondi, nonostante le grandi parole fatte su questo, l'azzeramento dei fondi sulle politiche della casa. Abbiamo la Regione Veneto che ha venduto praticamente il 40% degli alloggi popolari, con la scusa che tanto non abbiamo i soldi per ristrutturarli, li mettiamo sul mercato, guadagniamo un po' di soldini, li usiamo per costruirne altri. Peccato che forse con i soldi di 5 che vendi forse riesci a costruirne uno, forse. E quindi noi ci troviamo nel momento della crisi sociale, dell'emergenza, con, ho detto, i casi di famiglie che perdono la casa perché la banca va in esecuzione sulla loro abitazione a causa del non pagamento del mutuo, o con gli sfratti
ti trovi con queste famiglie che non sai dove collocare, hai la metà delle case a disposizione. Che si fa in questi casi? Io per esempio in Parlamento su questo ho fatto delle proposte. Ho fatto una proposta che è quella che prevede che nel momento in cui c'è un'esecuzione immobiliare a danno di una famiglia che non paga più il mutuo, intervengano gli ATER del territorio, liquidino la banca con diritto di prelazione, l'immobile diventa di proprietà pubblica, viene acquisito al patrimonio pubblico e la famiglia può rimanere all'interno pagando un canone sostenibile o anche riacquistando un po' alla volta l'immobile stesso pagando la differenza che mancava per il pagamento integrale del mutuo alla banca.